Speravo che il presidente venisse a parlarci della regione del Veneto e invece ha parlato di se stesso, di come l'autonomia per se stesso e per il suo partito sia una bandierina da sventolare, ma non è stato in grado di dimostrare se e come questa autonomia sarà utile alla nostra regione. I problemi che dobbiamo affrontare sono enormi, tra qualche settimana inizieremo la discussione di bilancio dove ci sono tagli lineari su tutti i capitoli di spesa e non ho capito come l'autonomia potrà aiutare il Veneto a risollevarsi rispetto ad alcuni temi che sono enormi e rispetto ai quali non stiamo dando risposte. Quindi l'aspettativa era alta, la delusione altrettanto alta per delle risposte che non sono arrivate. Ha dichiarato che oggi non è nelle condizioni di fare alcuna proposta, siamo all'inizio di un percorso. Io credo che questo percorso come inizio abbia avuto una gestazione di 7 anni un po' troppo lunga e ad oggi quello che abbiamo sentito è sempre la solita filastrocca che la Lega porta avanti da una vita, ma che non è in grado di realizzare proprio per i dissidi interni al centrodestra stesso, tant'è che ci sono ministri dello stesso governo a traino, Meloni e Salvini, che non la pensano come Zaia, non la pensano come i leghisti del Veneto. Questa autonomia da domani cosa porterà nelle contingenze dei veneti, nelle liste d'attesa, nello spopolamento, nei giovani che vanno in fuga, nelle infrastrutture carenti, nel trasporto pubblico che non va? Come l'autonomia può cambiare tutte queste cose? Io l'abbiamo chiesto, ma rimane un perimetro ideologico e poco pratico. Alla delusione e alle domande sollevate da molti consiglieri regionali di opposizione che da tempo chiedevano questo incontro non sono mancate le repliche immediate da parte della maggioranza, consapevole delle difficoltà del percorso ma fiduciosa nella sua riuscita. Al PD è caduta la maschera, questa è la vera questione. Il PD che si è sempre dichiarato autonomista, lo stiamo vedendo ogni giorno di più con la raccolta firma per il referendum, con quelli che sono i dibattiti che fanno, con quello che dicono in aula. Il PD è un partito contro l'autonomia dei veneti. Dispiace perché sappiamo che tanti elettori del PD hanno votato a favore dell'autonomia e penso siano traditi da chi sta portando avanti un referendum che alla fine sarà il vero spacca Italia. Un incontro che si aspettava da tempo ma che segue un iter procedurale che, ricordo, è iniziato con il governo Meloni dall'ottobre del 2022, quindi dall'insediamento del governo. Siamo arrivati a febbraio con il disegno di legge Calderoli che dal Consiglio dei Ministri è stato approvato e, come anche ha detto il Presidente poco fa, in maniera inaspettata, e quindi insomma è iniziato un iter molto importante. Oggi parliamo di materie, parliamo di competenze, insomma, quindi parliamo di cose concrete e quindi insomma chi non vuole l'autonomia, ma in particolar modo chi rema contro il Veneto anche da Veneto, insomma deve mettersela via. Siamo ben consapevoli che il percorso che porta all'autonomia è un percorso impegnativo, travagliato, estenuante, però bisogna con perseveranza portarlo avanti. Ci rendiamo anche conto che la storia stessa del regionalismo in Italia è stata una storia dove c'è stato molto impegno per riuscire ad individuare le regioni, a dare loro dei poteri, ed è evidente che per chiedere l'autonomia dobbiamo ancora battagliare.